aquí. 1,50 cada uno. Vale. 4,50 las tres. Frío de por la noche. Ciao piccoletto, Si no te tengo que dar todo el come pollo. stai? Non si preoccupi. Camin a Santiago. Salute. Saluta. Y buena suerte por todo. Buena suerte a vosotros y buen retorno a casa a todos. Gracias. Hasta luego. Vale, buen camino. Buongiorno amici e buon cammino. Se state guardando questo video in cammino, la giornata oggi è andata è stata molto particolare, molto improvvisa, come tutti i giorni qui a Santiago. Si rincontrano le persone così all'improvviso, dopo che non le vedi da un po', rispuntano, ci parli, ci scambi due chiacchiere. Poi cammini, ogni tanto trovi queste casette, questi posti dove ci sono queste persone molto stravaganti, molto gentili, che ti offrono da bere, roba fresca, inizi a chiacchierarci, ti raccontano un po' di loro ed è veramente bello. Oggi il cammino è stato molto particolare perché, a differenza degli altri giorni che volevamo stare un po' per i fatti nostri, anch'io volevo stare per i fatti miei, oggi invece ho sentito proprio l'esigenza e la voglia di stare con i miei compagni di viaggio. Oggi abbiamo fatto il cammino tutti insieme e abbiamo condiviso tutti questa esperienza ed è molto bello, ragazzi. Questo è solo il terzo giorno, ma ho vissuto così tanto e provato così tanto che non lo so, è difficile da spiegare. Il cammino è un insieme di cose, di persone. Stavo cadendo di tempo che passa così lento ma anche così veloce. È magico. Penso che sia la parola più adatta per definirlo. Sempre ti capita. Poi sei per strada. Wow ragazzi, non so se riuscite a capirlo, ma siamo in mezzo alle montagne. È veramente bello. Oggi dovevamo fare 25 km, ma in realtà sono diventati 30. Mancano 500 metri per arrivare giù. E oggi è stato veramente devastante. Questa discesa è veramente bella tecnica, bella tosta. Si fa sentire dopo 29 km.
lui è Raffaele, Buongiorno a tutti. ci siamo conosciuti oggi e lui è partito da Saint-Jean-Pied-de-Port. Quindi hai sui piedi quanti chilometri sulle spalle? 5,40, sì, 5,30. Madonna, 540 km. Dopo tutti questi chilometri e la strada che hai fatto lungo il cammino, ti senti cambiato? Che cosa c'è in te se senti qualcosa di diverso? Mi sento me stesso, non cambiato, mi sento più me stesso, molto più presente, molto più forte. Sento di avere più possibilità adesso. La strada non è vero che ti cambia, ti rafforza semmai, ti fa riscoprire, ma non ti cambia. Tu sei quello che sei. E questo niente lo può cambiare. Conosco di ragazze che lungo la strada hanno preso i loro trucchi, la loro trousse, Ah sì? e l'hanno buttata via. Addirittura. Altre invece l'hanno fatto con i loro vestiti più eleganti. A che ti servono durante il cammino, no? Dai, ma veramente? Davvero? Con i vestiti più eleganti sul serio. Incredibile questa cosa. Chissà perché li hanno portati con loro. Si sono accorti che non li servivano più lungo la strada. Alla fine spogliarsi è questo, riconoscersi, no? Dietro Certo. tutti gli orpelli che mi porto appresso, chi sono? E il cammino ti aiuta in questo. Tu consigli alle persone di farlo? Sì, Questo cammino. tutti dovrebbero farlo. Secondo me gli arabi con il pellegrinaggio alla Mecca hanno capito tutto. Chiunque almeno una volta nella vita dovrebbe provare il pellegrinaggio come esperienza di vita, no? Te l'ho detto, non ti cambia, ti fa riscoprire. Sì, per quello che sei veramente. E ti fa anche accettare. Decisamente. Se... Oddio, dipende. Riesci a farlo tutto, cioè alla fine se abbandoni penso che più che accettarti ti rifiuterai quando ti vedrai allo specchio, no? Quindi l'unica è finirlo. Già. È uno di quei motivi che ti porta alla fine a fare tutti gli 800 km, io credo. Grazie. Di niente. Tu sì che te la godi la vita mia. Allora, breve storia. Siamo arrivati alla casa del Peregrino e adesso stiamo andando in piscina a farci un meritato bagno. Questa è tutta la zona dove stiamo. C'è il sole, si sta bene. 30 km oggi. Siamo veramente provati, però insomma, poi vedere tutto questo è fantastico. Siamo con la nostra amica Jasper e adesso ci aspetta questo. Questa è la camerata, siamo in 6, anche oggi siamo con le ragazze danesi. Di là il buon Ivan e il buon Riccardo a fine giornata con la bronzatura da... Comunque queste sono le camerate, le danesi dormono qua. Questo ostello, faccio l'inquadratura dal basso perché è attaccato al power bank, è molto bello, è un hotel gigantesco, molto carino, ci sono le varie lavandini, poi qua ci sono i cessi, molto pulito devo dire, sì, i miei sandali di fine giornata, fine tappa, le docce, essendo anche solo il terzo giorno è qualcosa di veramente, non lo so, magico, la parola più adatta è sempre quella. Incontri persone, dei personaggi incredibili dopo discese e salite che ti offrono del caffè, dell'acqua, una birra, ti raccontano la loro storia, è incredibile. Adesso siamo a cena e il gruppo si sta allargando con due ragazzi italiani, tanta roba. Pian piano ogni giorno viene fuori sia da me che dalle altre persone qualcosa in più ed è veramente bello. Sarai in un prossimo video, lo so. Magari divento famoso. Con questo cazzo di tramonto.